sei Gilberto e sto realizzando questo video al semplice motivo di spiegare i video che verrò a postare a seguito di questo, i motivi in cui sono strutturati. Eh, io sono nativo di Fogliano, nato a Gorizia, vissuto a Fogliano, sono arrivato a Monfalcone, da 20 anni diciamo occupo casa per motivi non dipendenti dalla mia volontà e mi occupo direttamente del diritto alla casa da allora. E, diciamo negli ultimi 10 anni, causa malattia del 2001-2002, sono quasi esclusivamente costretto a casa e diciamo che questo è quello che sì, casa nel momento in cui ne ho una. E, diciamo, questo è quello che posso molto brevemente riassumere delle di me stesso. Allora, ritorniamo ai video. Ci sarà una divisione per argomenti, cioè quello direttamente collegato al diritto alla casa, per il motivo che le fonti di informazione ufficiali, quindi televisioni, trasmissioni che hanno trattato l'argomento del diritto alla casa, non hanno fatto chiaro riferimento alle fonti legislative, alle fonti di diritto che, che hanno diciamo, e perorano i movimenti per il diritto alla casa in tutta l'Italia, che sono dal dopoguerra, dagli anni 70, che mobilitano persone ed esistono. Quindi le fonti di diritto civile e penale e diritto costituzionale. Diciamo tratteremo questi tre argomenti. Poi un altro argomento abbastanza tecnico è che la differenza tra reato politico, che è un percorso che ho cercato di intraprendere ma che non sono riuscito, e quella è la procedura giudiziaria per il riconoscimento del diritto ad esistere, quindi anche la casa, che invece sto faticosamente proseguendo. Quindi la questione del reato politico a suo tempo, essendo un termine che Berlusconi ha usato ed abusato a scopi suoi personali, io ho cercato un attimo di seguire l'onda per acquisire anche maggiore visibilità sui motori di ricerca. Non che questo vuol dire che non abbia una realtà. Il fatto che chi è senza casa va a occupare è un reato politico, sia un reato politico e non un reato di diversa natura. Cioè, non puoi trattare allo stesso modo chi occupa perché è in strada di chi fa una rapina. Infatti l'occupazione senza titolo è considerato un reato non socialmente pericoloso, e tutte distinzioni di questo tipo. Poi la mia storia personale, perché quasi tutti i video che ho postato sino ad ora avevano la valenza di documentare una mia condizione in quel momento, visto che il CSM, che diciamo mi ha seguito a modo suo nel decorso dei miei disturbi di carattere mentale, non ha voluto fare una cronologia dei disturbi, eh, però sulle carte, cioè un altro controsenso, non mi fai una cronologia dei, dei miei disturbi, però affermi che l'origine dei miei disturbi sono dovuti all'abuso di stupefacenti. Scusa, un fatto che è successo prima che io sia lì seduto con loro,
dichiarano, certificano, no, che è l'origine dei miei disturbi, però quando io chiedo che mi venga fatta una scaletta con tutte le, almeno quelle documentate da parte loro, mi dicono non si può. Ma altra cosa che mi ha lasciato sul tempo molto allibito. E poi saranno le conclusioni che porterò carta alla mano per le mie affermazioni, che non è, perché voglio sottolineare che tutto quello che affermo in certi contesti non è frutto della mia opinione, ma è frutto di fatti oggettivi, documentabili, dove qualche ufficio non ha ottemperato i propri doveri. Quindi più che conclusioni, diciamo che sono mattoni che renderò pubblici a tempo debito nella dovuta forma per cercare di perorare ulteriormente la mia causa, per dire come l'evidenza di a suo tempo Francesco Carbone che ha denunciato delle schifezze con le poste italiane, però la procura non è andata avanti. No, cose che spariscono, denunce dimenticate nei cassetti, non si vuole mai giungere a un processo, no? Interessi che a un certo momento non serve essere paranoici per intuire che interessi molto grandi ci sono in mezzo. Ecco, questa, perdonatemi il termine, questa merda c'è anche qui. Ecco, come la procura di Gorizia che denuncia il sindaco Pizzolito per diffamazione archivia la querela, perché il fatto non sussiste, cioè non ci sono gli estremi di reato, gli estremi di reato c'erano, perché io so leggere, ho letto gli articoli di legge, però se loro non portano avanti la cosa devo fare io? Ecco. Stessa cosa, diciamo questa è l'impostazione, le bombe a livello locale le sganceremo a tempo debito. Forse faremo uno speciale a breve per le elezioni amministrative a Monfalcone, perché lo scenario, diciamo, è molto interessante. Forse qualcosa di buono che non sia centrodestra, centrosinistra salta fuori. Ci sono troppe incognite, il scenario un po' non è sicuro, etera di nessuno ormai, sono tutti che serrano le file per cercare di portare a casa più consenso possibile. In qui il protocollo firmato tra ATER e amministrazione di Monfalcone, che è una cosa che non ha senso, ecco, vabbè, lasciamo stare. E ne parleremo forse durante quest'altro video. E, e poi tratteremo in fondo con calma anche il ruolo sociale che ho avuto, sia politico che sociale, che ho avuto personalmente nelle vicissitudini politiche fino alla regione, eh, che invece nel mio quotidiano sono battutine di pubblici funzionari che non riesco delle volte a capire se sono bonarie nei miei confronti o se è semplicemente delle prese per i fondelli. Quindi il ruolo sociale che non mi è mai stato riconosciuto andremo a un attimino focalizzarlo sia a livello personale che nella storia, che personaggi come me sono sempre esistiti e tra l'altro sempre stati messi al bando da- dai loro connazionali e dai loro paesi, quindi la mia vita non è nulla di nuovo. Cioè quello che capita a me non è niente di nuovo sotto il sole, soltanto vorrei realizzare tutti questi collegamenti
perché queste persone qui che personalmente ridono di me, mi mettono alla berlina ditandomi come il delinquente, poi sono più o meno le stesse che si sono nutriti del frutto del mio intelletto per molti anni. Ecco, quindi com'è, da una parte sto bene, dall'altra no, cioè ho una testa che funziona, i progetti miei valgono qualcosa o no? O sono veramente uno che fagocita solo stupidaggini dalla mattina alla sera e vive alle spalle del suo prossimo? Ecco, diciamo, andremo a rispondere un po' a tutte queste domande e a precisare tutto questo. Dopodiché penso che abbiamo sciorinato il grosso dei contenuti, spiegati per sommi capi, diciamo, le motivazioni anche che mi porta ad occuparmi di comparti mai trattati come quelli di sociologia, perché a parte aver postato nel mio profilo alcuni video che trattava delle conseguenze psicologiche della religione, non ho mai voluto affrontare il tema perché è troppo ampio, troppo pesante anche per il più delle persone, che le persone sono, sono emozionato, oggi ti seguo, domani non ti seguo più perché la mia emozione è sciamata, dopo mi fa pena questo, oggi e tra un po' mi fa pena un altro. Ho bisogno di persone che abbiano testa e che ragionino, non dell'impeto del momento per creare un fronte di protesta che poi è effimero e fine a se stesso, perché rimanda a trovare risposte nuove sempre ai stessi cazzoni di prima che non hanno le capacità per farlo. Ecco. Detto anche questa, vi saluto, domenica 11 settembre 2016, ore 14:42 circa, Matteo Gilberto vi saluta da Monfalcone, provincia di Gorizia, via Callisto Cosulic 119, interno 3, casa occupata dalla bellezza quasi di 10 anni, mi hanno sgomberato una volta, tra un po' mi sgomberano di nuovo, e vediamo come va a finire. Un bacione a tutti.